Stadio Plebiscito Padova, derby numero 162 del massimo campionato italiano di rugby, Petrarca Padova, Femice Z, Rugby Rovigo Delta. Benvenuto Antonio. Ciao Andrea, buon pomeriggio, buon rugby a tutti. È una completa per quanto riguarda la Femice Z, Rugby Rovigo Delta. Non si oppone Petrarca, De Marchi, c'è lo spostamento dell'angolo di spinta. La molla del Rovigo non fa molta strada, messa giù in maniera regolare da parte della difesa patavina. E subito la salita di Trotta su Samuele Ortiz, uno dei ball carrier della formazione rodigina. Edo Lubian abbassa la testa, va alla collisione, deve tirarsi fuori il petarchino dal punto di incontro, troppo tardi. Eccolo qua fischiato da Tomò, calcio e punizione in favore della Femice Z Rugby Rovigo Delta quando sono passati pochissimi minuti dall'inizio del match. Sfida, non manca l'occasione, Leo Mantelli, Rovigo avanti, eccolo qua. Forse va fuori, in realtà no, è buono su Mantelli. È molto buono. La corsa di Mantelli, reverse pass, adesso può correre David, può muoverla questo Vale, bravo, adesso deve andare Rovigo con Giovanni Kirk, con Variona, prova lui nel traffico, forse placcaggio alto, tutto buono, no, placcaggio alto, visto perfettamente, no, è placcaggio alto, perché il giudice del Gini l'aveva già chiamato prima. Sì, assolutamente d'accordo con te Andrea. Per cui grande scelta, nel frattempo Leo Mantelli, sentiamo la tribuna cosa dice. Sulle bandierine, 6-0 Rovigo. Per aggiudicarsi l'ultimo slot per la semifinale, nel frattempo Fadalti. Semplice, facile, e invece la sbaglia. Non ci poteva essere invito migliore ovviamente. Niccolò Fadalti dalla piazzola. Oh. Incredibile. Non contesta Rovigo, attenzione per Cannone. Un no look per Cannone. Beh, Rovigo aveva scelto di non saltare, di aspettare a terra per contestare il drive. Bel ritmo però, attenzione Padovano, qua. Poi c'è stata la sorpresa a Cannone, adesso una serie di prendi, stanno cercando di fare in modo che insomma il pallone vada oltre la linea di meta. E qua il Petrarca è pericolosissimo, attenzione, meta del Petrarca. Ai termini della segnatura. Fadati stavolta la mette. Chiude in vantaggio il Petrarca, il primo tempo per 7-6. Importante all'interno del match. Sì, allora nei primi minuti appunto dove Niccolò Fadalti scorre 10-6 Petrarca, non esce dal piede di sua questo open under. La presa è di Boggiani, ricordando quelle che sono le sue storicità cestistiche. Vantaggio Rovigo che gioca questo Vale, Lubian prova uscita frontale, messo giù dall'Amaro, ancora Rovigo, Mantelli su Ragusi, c'è lo scontro con Jordan Davis, si ritorna al punto precedente. dal punto di vista difensivo e Gerosa ovviamente potrebbe andare a Mantelli la mette, 10-9. E La presa di Trotta, è Nostranco il pallone che adesso la cede a Roberto Santamaria, anche Micheletto a cercare l'avanzamento con il drive, primo stop, difende bene Rovigo qui. Gli ha detto usa la testa, gli ha detto. Il Petrarca, attenzione al largo, fa male l'Amaro, la meta del Petrarca Padova. Antonio Rizzi, larga. Sua, Rizzi, la gioca per Riera, al largo per Simone Rossi, meta in prima fase per il Petrarca, meta in prima fase del Petrarca, e dovrebbe esserci un minuto per la trasformazione. Rizzi se ne è preso probabilmente qualcuno in più, sono in due, la devono giostrare, open under di Mantelli troppo up e poco profondo. In tre del Petrarca, prende la palla e Trotta fa strada, transagonistica, l'Amaro pronto per la terza meta personale, si prova Ortiz a recuperarlo. da match a questo punto. Antonio Rizzi alla trasformazione, e quando tutto va bene, ricordiamo che Rovigo gioca con un uomo in più per il giallo a Micheletto, cede la prima linea, adesso Rovigo con Odiete, non è riuscito a muoverla l'estremo rosso-blu. Porta chiusa anche per Ortiz. Tenuto
chiude in bellezza Petrarca. Finisce il match probabilmente. L'arbitro dice che è ancora tutto buono, per cui forse si è fermato l'orologio perché... Via. Ah no, adesso... Finito il derby, vinto meritatamente da un Petrarca spumeggiante e determinato.